Io ringrazio tutti, ringrazio naturalmente l'Accademia di San Luca e il suo segretario generale, il professor Moschini, per aver accolto di buon grado di ospitare questa piccolissima mostra. Racconterò un po' come si è sviluppato tutto questo, qual è il senso poi dei ragionamenti fatti relativamente a quanto esposto e quindi allo studio e al lavoro svolto. Come ricordava il professor Moschini, i plastici esposti sopra, che vedremo sopra, sono relativi a due case di Le Corbusier. I plastici sono 5, ma insomma poi questo lo vedrete meglio sopra, e sono case che Le Corbusier ha soltanto schizzato. Ora, lo schizzo che cos'è? Perché anche questo è importante. Lo schizzo è qualche cosa che tende a diventare, no? Cioè non è un'architettura compiuta, non può esserlo, non è ovviamente il progetto di architettura, è qualche cosa che però tende a farsi progetto, cioè qualche cosa che instaura una sorta di tensione temporale. E naturalmente lo schizzo non è mai qualche cosa di definitivo, proprio per questa ragione, per questo suo tendere ad altro. Ciò malgrado, Le Corbusier pubblica, e lo ricordava sempre il professor Moschini, pubblica questi schizzi nel terzo volume dell'Œuvre complète, il volume che va dagli anni 1934 al 1938, e lo fa, lo ricordava sempre il professor Moschini, in un piccolo capitolo, paragrafo del volume, dedicato alle petite maison, alle piccole case unifamiliari, fra altre due case che invece sono realizzate. Qui devo fare una precisazione, che è un po' l'antefatto di tutto quello che dirò dopo. Le Corbusier attribuisce un valore molto particolare all'Œuvre complète, in un libro che peraltro ho tradotto io quando ero ragazzo, Entretien avec les étudiants des écoles d'architecture, conversazione con gli studenti delle scuole di architettura. Le Corbusier molto chiaramente dice: guardate all'Œuvre complète, all'opera completa, come uno strumento di insegnamento, come uno strumento didattico. Questo significa che ogni cosa che è pubblicata nell'Œuvre complète naturalmente ha un preciso significato. È molto importante questo perché Le Corbusier, nelle stesse pagine di Entretien, dice: io non ho mai voluto insegnare in una scuola di architettura, me l'hanno chiesto, ma io non ho mai voluto insegnare. Insomma, questo detto da uno che poi in realtà ha fatto scuola, come dire, dà maggior forza proprio al valore che ha l'Œuvre complète, no? nel suo insieme. Devo dire che l'Œuvre complète è talmente, lo dicevo prima parlando con un giornalista che mi chiedeva, l'Œuvre complète è talmente straordinaria che alcune cose che noi riteniamo del tutto usuali, per esempio l'illustrazione a tutta pagina, la foto a tutta pagina, no? Smarginata, è un'invenzione propria dell'Œuvre complète, quindi quello che noi vediamo quotidianamente in un giornale, in una rivista, naturalmente nei libri, in realtà deriva proprio da un modo che Le Corbusier aveva di presentare i propri progetti. Perché ho scelto questi progetti? La scelta di questi progetti ha una finalità esclusivamente didattica, cioè molto vicina a quella che poi era la presentazione, tra virgolette, di Le Corbusier nell'Œuvre complète. Cioè, ho detto a me stesso, per un corso, per un laboratorio di composizione, un laboratorio di composizione a Tor Vergata, ho detto a me stesso, ma ho detto soprattutto agli studenti: facciamo conto che Le Corbusier entri qui, nella nostra aula di disegno, con un fascio di questi disegni, come lui faceva nel suo atelier di Rue de Sèvres, prima ricordato, il suo studio parigino, e ci dica: belli miei, mettetemi in pulito questi disegni, cioè razionalizzate, quindi portate lo schizzo a un livello di progetto. Da questo punto di vista, cioè dal punto di vista proprio della didattica, ho trovato che questo fosse un esperimento molto interessante, purtroppo non sempre ripetibile, perché
permetteva allo studente di entrare nei meccanismi del procedimento progettuale architettonico, tenuto conto che non doveva restituire il progetto di queste case alla maniera di Le Corbusier, cioè faccio la finestra a nastro e i pilotis perché Le Corbusier fa la finestra a nastro e i pilotis, ma doveva capire quali elementi potessero relazionarsi per conformare lo spazio che gli schizzi intendevano suggerire. Questa è stata un'esperienza didattica molto interessante, ma anche direi limitata, perché non permetteva naturalmente di comprendere il senso vero di questi schizzi, cioè la ragione per cui Le Corbusier avesse pubblicato questi schizzi nell'œuvre completo, per l'appunto. E allora, con un gruppo, devo dire, più ristretto di studenti, 3 studenti laureandi, abbiamo deciso insieme che potevano essere fatti invece dei plastici molto tradizionali, fatti con materie povere, con cartoncino, con la plastica, con del legno. Questo come dire, per avvicinare il più possibile l'artigianalità del plastico all'artigianalità, tra virgolette, dello schizzo, no? Cioè per creare una distanza plausibile e comprensibile, quindi senza sopraffare lo schizzo. Naturalmente i tempi di realizzazione di questi plastici, questo è un lavoro che sto raccontando ma che è durato almeno 2 o 3 anni, ecco. I tempi di realizzazione di questi plastici, quindi il tempo della didattica, il tempo di realizzazione di questi plastici ha fatto sì che ne venisse fuori anche una qualche maturazione, uno studio sul senso di questi progetti, di questi schizzi pubblicati da Le Corbusier. Allora adesso vi faccio vedere una serie di sequenze di immagini che un po' raccontano questa riflessione, questa storia su questi progetti, insomma, su questa riflessione su questi progetti. La prima immagine, che non scatta, sì, adesso sì, ero stato delicato io, la prima immagine è quella che ci fa vedere le pagine dell'œuvre complète in successione relativamente proprio al capitoletto delle Petites Maisons. Come si vede, le 2 case schizzate, ma Maison e i piani per una residenza a Chicago, sono compresi fra 2 case realizzate interamente in pietra, la Maison de Weekend alla Selle Saint-Cloud, alla periferia di Parigi, e invece una casa, la Maison Omat, realizzata in Normandia, diciamo, molto vicino alla costa atlantica, insomma all'oceano Atlantico. La prima questione, diciamo, guardando queste 2 case che viene fuori, può essere quella che, come dire, lui pubblica gli schizzi per dire: guardate che io faccio sì le case in pietra, no? Poi queste case in pietra sono molto sofisticate, adesso poi ne parlerò poco più in dettaglio, insomma non più di tanto. Faccio sì queste case in pietra che hanno una natura tradizionale, cioè hanno queste murature in pietra molare, insomma evidente, eccetera. Però perseguo gli stessi principi di esattezza, di sincerità formale, di purezza, insomma di pulizia nell'uso delle tecniche che avevano attraversato tutta la produzione precedente fino a quel momento, perché le 2 case in questione, quelle schizzate, appartengono ancora al mondo, diciamo così, delle 4 composizioni che Le Corbusier pubblica quasi alla fine del primo volume dell'œuvre complète, cioè appartengono al mondo ancora di Villa Savoie, dove il sistema intelaiato le tamponature naturalmente vengono nascoste, omogeneizzate dall'intonaco, quindi le facciate sono pulite, i prismi assolutamente netti. Ma questo era sufficiente? Mi sembrava troppo poco, per la verità, cioè la riflessione non poteva esaurirsi così. E allora c'era qualche cosa però che poteva ancora aiutare in questa sorta di ricerca, no? di indagine. Oltre i concetti di precisione, esattezza costruttiva, eccetera, c'era un richiamo preciso, e il richiamo era allo standard, che Le Corbusier fa proprio nella presentazione di Ma Maison, che, come ricordava il professor Moschini, è l'unica delle case a non essere del 35 ma del 29.
L'architettura domestica, lo potete seguire leggendo, grazie all'impiego di elementi standard, vedere anche qui accanto la casa per weekend, può ritrovare il cammino degli atteggiamenti essenziali che sono sempre esistiti nelle epoche equilibrate. Adesso si badi bene che lo standard, e l'affermazione è molto perentoria, specie nel richiamo alla casa per weekend, non sembra essere solo riconducibile all'uso di elementi ripetibili e possibilmente derivati dalla produzione industriale. È pur vero che Ma Maison presenta un sistema, una copertura quadripartita con un sistema di volte Fressinet, quindi di chiara derivazione seriale e prodromo formale, come lui stesso dice, della casa di Port Molitor che appena qualche anno più avanti poi realizzerà per sé e la moglie, no? Sempre, come dire, nella loro periferia di Parigi, insomma, oggi meno. Devo dire che da questo punto di vista il riferimento al concetto di standard sembra semmai alludere in tutto questo ragionamento al fatto che le parti della costruzione architettonica possono mantenere una propria indipendenza oggettuale, una propria autonomia definita nel sistema delle relazioni che concorrono a determinare le architetture, a cui viene comunque affidata la percezione unica dello spazio abitabile. Ed è in tutta l'opera di Le Corbusier, per la verità, che il risultato ultimo di un'architettura risiede proprio nell'affermarsi sintetico e coerente della dialettica generata dalla singolarità dell'immagine, che non esclude mai contrapposizioni con altre immagini contigue, con altre immagini vicine. Si può presupporre da questo punto di vista che tutti gli elementi che determinano l'insieme siano inizialmente equivalenti e che poi invece, come dire, anche se sono derivati da prodotti industriali oppure da prodotti di lavorazioni semi-artigianali, come avviene specialmente nelle case di piccola dimensione, comunque nell'edilizia di piccola dimensione. E quindi, come dire, che poi sia il processo di formazione dell'architettura, ovvero il suo progetto e la sua realizzazione, che stabiliscono in realtà l'effettiva gerarchia dei rapporti, traducendoli nella relazionale risposta alle esigenze d'uso dello spazio. Mi sono chiesto se non fosse stata questa la ragione che aveva motivato nelle pagine di Verso un'architettura il confronto tra i templi dell'antichità e le automobili simulacro della modernità meccanica. Potete leggere, io l'ho sottolineato, realizzare uno standard significa esprimere tutte le possibilità pratiche e razionali, dedurre un tipo riconosciuto conforme alle funzioni, rispettando il principio del massimo rendimento con l'impegno minimo di mezzi, manodopera, materiali, parole, forme, colori, suoni, che sono tutte realtà oggettive o comunque da ritenersi tali e che costituiscono un risultato da raggiungere, da ricercare con insistenza e per l'appunto, come dice lo stesso Le Corbusier, da realizzare. Se lo standard allora si realizza, se esso non costituisce un a priori, un dato meccanico da applicare come dettato manualistico, se esso si definisce come obiettivo, allora può configurarsi anche come una convinzione, come un'idea tesa a conformare l'attitudine procedurale dell'architettura e specialmente del progetto di architettura. Sarebbe altrimenti inammissibile assimilare, come si vede in queste immagini, in queste pagine, in forme di equivalenza templi ed automobili, intrisi della coscienza dei loro diversissimi significati, scontato frutto di tecniche disparate eppure ugualmente riconducibili ad una intima e coerente intelligenza organizzativa e morfologica. Lo standard, nella accezione corbusieriana, rovescia le certezze che possono essere riposte in un sistema normativo fine a se stesso, ne esclude la presunta capacità di farsi condizione risolutiva nei processi di costruzione dell'architettura, ma li influenza, a mio avviso, partecipandovi come motivo di equilibrio, con aspirazioni tendenzialmente sociali, cioè di diffusione della qualità abitativa. Ai processi specifici che comprendono l'idea di standard, questa contribuisce perciò ad attribuire una parvenza definitoria
ma nei fatti non conclusiva, facendone le tappe identificabili di una conoscenza in continuo superamento e in costante verifica. Se dunque ogni soluzione architettonica prefigura un tipo, come si legge proprio nelle pagine di Verso un'architettura, esso è paradossalmente instabile, come lo è qualsiasi condizione dell'esperienza. Adesso questo sembra una cosa molto complessa, invece è abbastanza semplice, cercherò di spiegarlo con quelle soluzioni, con alcune soluzioni progettuali che lo stesso Le Corbusier presenta come prototipi, quindi come espressione per eccellenza del tipo. La prima, sono solo due, ne ho scelto due perché mi sembravano particolarmente significative. La prima riguarda le case Louchet, progettate tra l'altro nello stesso anno di Ma Maison, quindi nel 29, e alle quali per inciso ho dedicato anni fa anche un'altra mia esperienza didattica. Le case, come vedete, sono interamente prefabbricate, hanno questi muri sottilissimi per essere facilmente trasportate e montate a secco, fatto salvo il muro che separa simmetricamente le due abitazioni del piccolo edificio, muro che è pensato per rendere l'edificio stesso non del tutto estraneo alle tradizioni costruttive locali. Come vedete anche questo è un muro in pietra, ma Le Corbusier dice che potrebbe essere in mattoni, potrebbe essere in qualsiasi altro materiale. Eppure una soluzione così precisa per impianto e peculiarità spaziali, addirittura di derivazione industriale tayloristica per ammissione del suo ideatore, non esclude una esecuzione decisamente più usuale. In cemento e muri in mattoni, come dimostrano alcuni disegni conservati presso la Fondazione Le Corbusier di Parigi, quindi non pubblicati nell'Œuvre complète, che sembrano perfino anticipare alcune architetture del secondo dopoguerra e persino anche del nostro secondo dopoguerra, insomma, il cosiddetto neorealismo italiano, no? Avviene lo stesso più tardi, quindi con qualche decennio di distanza, per le unità d'abitazione, ma avviene esattamente al contrario, cioè il modello di Marsiglia, che è fatto naturalmente in cemento armato, viene riproposto, viene trasposto in acciaio, no? E questo avviene naturalmente nel tentativo dichiarato di industrializzarne ulteriormente il procedimento costruttivo. E in questo caso risultano evidenti le modifiche riportate all'alloggio, sottolineate nelle piante dalle campiture sulle parti di servizio, che esaltano l'accentuata libertà spaziale permessa dall'innovazione tecnica. Questi esempi ci confermano come il tipo sia il risultato di un percorso interpretativo continuo, indipendente da prefigurazioni, basato su un'esperienza conoscitiva di volta in volta messa alla prova dei fatti e costantemente attraversata in quanto novità. Esso può dunque acquistare una pluralità di significati.